Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Mete 50. É sempre até conseguir dois campos. Ma Al Furlan. Mi sono calate le forze. Là a una certa età, a 70, dopo dai 70 si è andato in picchiato e così. Poi chiacchierato con chi da me età anche loro. Una volta segnavi il campo di corse. E come ho sconosciuto fa un 3 fermate. Ecco, devi cominciare con la chialzina a tirare il campo. A man. A mano si gioca. Dopo un proibì le calzine e fa così. Come invece sei un moderno. Sì, però non penso in particolare che quando noi arbe tu non ti puoi disegnare col colore, ti togli segnare di nuovo col gesto. Perché se tu segni col colore e noi arbe le aghe vengono assorbite, no? Sì, troppi scarioli sono consumati. E ognuno è dal 70. No, perché gli va a funzionare. Sì, sì. Però squintai di zè sotto tirato. Che grave, non sai diti. Parce che va un sac per il campo. Ecco, che insomma con te sono passati più di 4 generazioni. Sì. Perché addirittura i nonnos, come il so, no? E dopo i nevus, come quei piccini. Però e sapevi che non è che tu molerai dal dotto. No, insomma. Se convinte, vai, no, non abbandoni le navi. Senti, l'aneddoto più famoso oltre il FAR, quali sono stati in questi 50 anni? Allora il nostro sindaco è non la relso. E aveva la sua Tagodia, mi pare, ma non mi vedi, a Udin, con le Udine, mi pare. E l'arbitro lo ha buttato fuori, no? Lui lavorava lì di Caselli e lei che passò le Renault e non le rientra dritti dal campo, non era ingrecintato il campo, no? No. E dopo poi chiappate une ombrenate quindi il Giulia di Chiavaletto. Allora loro erano in testa, era una giornata semi-piovose e vedevi il segnalini. Era 1-1, era le balle, non era fuori, era il dubbio, no? E dopo l'ho retto Braille e l'ha segnato, mi sono venuto io una signora da un colombrano, brutto ombreon, disse, imbron, boom! Ombrenato partiamo. Insomma Dino, allora concludi, il ballone è cambiato, dai, tagliai. Sì, bello staccarava con Beppi lì, che è un personaggio insomma, no? Una volta era folklore, il derby col Dolegnan e l'era vivuto una settimana prima. E dopo quando noi abbiamo perduto dall'anno austerità, dal 74, il derby a Dolegnan, l'ha segnato Loretto che non era rigore, no? E dopo chi di Dolegnan in piazza con Pieri Postin. E cosa la sanno? Io Romano. Sì, lì hanno fatto fieste e ballavano, no? Ecco, quel è la DS e il calcio. Come ne vuoi? E dopo tante volte si lava su, quando era in l'età Val della Dison, dopo sulle pede montane, finì di giocare, non lavano a mangiare con loro. Quindi era una partita gemellata, lui con una sfida di calcio. Bisogna chiapparsi tra parentesi per il culo, ma con sincerità. Sì. E l'area proclamavano Mariutte, no? Forza Savoia, avanti Savoia, viva il Savoia, Savoia io voi che mangiate. Finita lì, che aveva osteria, aveva le armoniche, clamati sono 3 fantate, no? E lì si mangiate insieme e ballate. Ecco, quella è la DS del calcio, a manco a livello dilettantistico. Allora ringrazio Dino
che insomma come ben capito lei che il mole da dotta il ballon e prima dicerà vedete che il signor è diventato famoso, no? Oltre per essere stato un bravo giocatore, un bravo allenatore, passato al famoso spot durante i mondiali del 2014 in Brasile, Bruno Pizzul e Trapattoni, che lei è il famoso Peppigno. E tu sai Cirilo, in Brasile, noi abbiamo detto, ma chi è che si chiama, chi è che il brasiliano di nome Peppigno? E Bruno Piso l'ha detto, non è tanto lontano, è ancora buono. Senta penombra da Barchesse di Villa de Brandis che a San Zuan venga il presidente Alvaro Castanetto, insomma ne belle feste anche giustamente per rispettare una persona che ha dato tanto per queste comunità. Perché oltre che per il ballone, Dino ha dato anche per il comune, per il paese, perché sono una grandissima persona. Io malvisi che ha qualità medica a San Zuan, insomma che sul campo e di l'aneddoto, mi raccomandi, no? Si deve che si faceva ginnastica, attenzione. Allora, fa sconto una piccola roba, quando Dino go e lavava le mais, sai che faceva? Li smetteva a podine, li si acquadre, li spicchiava in rete e con le gomme lavava le mais così. Ecco, fa sconto piccole robe, no? Dopo partiva con le borse, con le vespe, con le borse, via, io con le borse a mediuzza, viscondi, cadila. No, le macchiette magari se le sbrodino le macchiette, però una grandissima persona, perché ha fatto una roba. Penso che due che frusca da San Giovancarlo vede lui come un secondo pari dal campo sportivo, sicuramente. E giustamente insomma la società ha voluto riguardare. No? Se io come coi savuto, che lui è il molava, il prime robe, priorità, fai le feste di Nogo sicuramente. Anche perché ha detto al campo mi ha detto, boh Alvaro sono un po' strano, non ricordo chiamare tanto, no, tu chiamare anche molto al campo, 20 anni, se che vuoi dire, no, perché con che passione che ha lui, è una roba proprio fondamentale. Sì, che ad esempio a mo' di idea che va in pensione. Sì, di fatto è anche mo che il corratore in bicicletta parte via l'immondizia, che a te che viene segnato al campo, come ti hai detto, che parte in mano lui le carriole e l'ha fatta le aree, quindi spiegano, c'è da fare. Cancellato, non fa le persone, tu puoi dire che ti donne ne per fortuna che è lui e che è stato anche in Sky, insomma. Sì, ma io sono nati di Nogo, no, nessuno, impossibile chiatarlo, assolutamente no. Per fare un dinogo io penso che si insiste di no dal campo. Infatti viene dimostrato 2 domeniche fa che per risolvere il problema di Dino era in disco che lavorava, quindi insostituibile dai. Personaggio dai, veramente un personaggio. Grazie. Ciao, vediamo. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.